I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più. Avvocato Renato Bertelli, intanto benvenuto nel nostro studio. Piacere. Chi segue Vicenza Più sa che varie volte ci siamo scontrati con l'avvocato, però una cosa rimane che ci consente di continuare a parlare, che l'obiettivo perlomeno dovrebbe essere abbastanza comune. Certe scelte strategiche non le abbiamo condivise, non è detto che non le possiamo condividere in futuro, come lui non avrà condiviso quello che abbiamo scritto noi di lui, ma se sta qui è perché noi stiamo cercando di allargare la visuale su tutti gli operatori di giustizia, chiamiamoli così, per quanto riguarda la Banca Popolare di Vicenza in particolare. Ecco, un piccolo flash, lei come è entrato in questo discorso della Banca Popolare di Vicenza, visto che poi è diventato anche presidente di un'associazione che lei ha costituito? Sì, allora intanto non ci siamo scontrati, ma io sono stato attaccato, primo. Secondo, sono convinto... Non replico, vai! Non ho mai risposto, non ho mai detto non è vero. Ecco. Però io penso, dico quello che penso, che ci sia buona fede. Sono convinto io di essere in buona fede e penso che Coviello sia in buona fede. Anche se non condivido giudizi, principi, metodi, comunque certamente vogliamo tutte e due arrivare a un risultato, che è quello non della giustizia, a me basta un risarcimento equo. Come? E qui vado alla risposta anche. Intanto come sono entrato? Sono entrato per caso. Casualmente sono andato dopo 20 anni in un'assemblea perché avevo un'altra assemblea della Banca Popolare di Vicenza, quella in cui doveva essere votato il deprezzamento delle azioni. Avevo un altro impegno, un'altra assemblea successivamente, però ho detto approfitto, vado a questa assemblea e lì il caso mi ha portato ad andare a sparare, Coviello se lo ricorda di sicuro, contro Zonin e contro il Consiglio il Consiglio di amministrazione, dicendo che dovevano essere denunciati per i falsi in bilancio. Ecco, subito dopo sono stato già dalla stessa assemblea, posso dire non assalito, ma interpellato da tante persone, le quali a un dato momento mi hanno fatto pensare che sarebbe stata opportuna un'associazione. Ancora non sapevo che ce ne fossero tante altre e che sarebbero state tante altre. Abbiamo fatto l'associazione, io chiesi, perché sapevo che c'era già Armand in corsa, a lui di fare il presidente di questa associazione che per me doveva essere, come dice il titolo, nazionale. Lui non so perché non mi ha mai detto di sì e i soci mi hanno chiesto di fare il presidente. E io parliamo dell'Associazione Nazionale Azionisti Banca Popolare di Vicenza, associazione che c'è ancora. Posso dire che praticamente le parti concrete le fa chi aiuta me nello studio, perché chi risponde alle telefonate, chi anche in questi giorni ha perso giustamente, e io l'ho fatto volentieri, il tempo per far fruire chi poteva accedere ai ristori della banca della regione per le spese giudiziali, l'ho fatto volentieri. Ecco. Io sono convinto che sia giusto che tutti siano risarciti, soprattutto coloro che hanno messo lì i risparmi di una vita. Io da anni combatto la banca, questa banca, combattendo questa banca si combatte soprattutto una persona che io già avevo denunciato ancora. Chi è questa persona? Lo sanno i clienti. Il nome. Nessuno fa il nome, Vicenza. Zonin Giovanni. Ecco. Contro il quale io ho ottenuto anche un sequestro conservativo dal GIP. Purtroppo i beni sequestrati, autentici o meno, perché ho forti dubbi che siano autentici, non sono sufficienti a risarcire il danno. Ho cercato in tutti gli Stati Uniti. Posso interrompere un secondo, perché lei mi ha spiegato, perché vogliamo essere anche un po' brevi, no? Lei in pratica le ho chiesto di ricostruire la storia, lei ha detto perché è entrato
perché ha costituito questa associazione, perché è stato chiesto da soci che avevano dei problemi, che lei, questo glielo ho trovato, il motivo per cui abbiamo continuato a parlare, no? È che comunque lei faceva una battaglia per svelare quello che era successo in quella banca. Adesso lei ultimamente è stato tra i legali che hanno ottenuto un sequestro cautelativo, su cui ha espresso anche dei dubbi, l'ha spesso pubblicamente prima ancora di dirlo qui. Anch'io ho questi dubbi, anche alcuni suffragati da documenti della Guardia di Finanza, che parrebbe che noi abbiamo seguito molto anche la faccenda della ROI, insomma, che ci sia un po', ci sono tante opere che abbiano preso strade diverse, ma non è questo lo scopo, diciamo così. Mi fa tristemente piacere che lei confermi i miei dubbi, mettiamola così. Ecco, lei questi sequestri li ha ottenuti anche alle azioni legali che sta intraprendendo per i suoi assistiti, e in particolare li ha ottenuti anche in base alle costituzioni di parte civile. Lei sa che sulle costituzioni di parte civile io personalmente ho una posizione di questo tipo. Così io vi do la mia, poi lei spiegherà, perché dobbiamo anche consigliare un po' i nostri, poi ognuno sceglierà per proprio conto, però è giusto spiegare le cose come ognuno la pensa, anche in base alla legge, ma anche l'interpretazione della legge. Secondo me le costituzioni di parte civile sono così importanti dal punto di vista etico che io da anni stavo combattendo perché il Comune di Vicenza si costituisse parte civile, perché avrebbe una valenza etica notevole. Non sono riuscito a portare in fondo l'opera col sindaco Variati. L'attuale sindaco, io non sono di destra, l'aveva fatto come punto della sua campagna elettorale e sta mantenendo l'impegno, perché il 1° dicembre ci ha confermato che farà costituire il Comune di Vicenza come parte civile. Il Comune di Vicenza ha pochissime azioni, avrà un corrispettivo rispetto al massimo valore, che poi è un valore fasullo, di 2.000 euro. Penso lo farà non per sé, ma per motivo etico, per mettere a disposizione. L'ho spinto pubblicamente, preso l'impegno con me e con i cittadini, logicamente, e lo sta mantenendo, a meno di dietrofronti improvvisi, ma non c'è motivo di dietrofronti. Ecco. Quindi se eticamente è giusto e lo spinto il Comune di Vicenza, ho dei forti dubbi che possa portare a dei risultati concreti per la massa dei soci risparmiatori. Ecco, francamente, quindi io direi, attenzione, costituiti, ma sappiate che di denaro da queste azioni non ne verrà, o ne verrà ben poco. La sua posizione, siccome lei ha fatto costituire per circa 250, abbiamo scritto una cifra sbagliata, ma la andremo a correggere perché avevamo un atto in cui si sommavano, questo lo faremo sicuramente. La sua posizione? Sì, allora, io sono partito subito per il penale, potevo e farò il civile, potevo farlo e lo farò. Non è che ho fatto penale perché non faccio civile, qualcuno ha fatto civile perché non sa fare penale. Io potevo fare il civile sicuramente e lo farò, poi dico perché. Sicuramente la situazione attuale, come si è sviluppata e come abbiamo visto concretamente, ritengo che non darà quelle soddisfazioni economiche che sarebbe giusto ottenere, per una serie di motivi. Innanzitutto le denunce non sono state seguite come avrebbero dovuto essere seguite dalla Procura, la quale ha individuato 2 consiglieri di amministrazione, ne aveva individuati altri, poi li ha fatti uscire. Non avrebbe dovuto farlo, non solo questo, ma avrebbe dovuto incriminare. La mia battaglia per questo non è finita, perché l'altro ieri è partita l'istanza di evocazione puntuale alla Procura Generale di Venezia, perché io ritengo, e per questo ho aspettato dopo il passaggio alla fine della fase del GUP, di agire presso la Procura Generale affinché, come doveva essere dall'inizio, proceda contro tutte le persone denunciate, quindi tutto il Consiglio di amministrazione e non soltanto una piccola parte, contro tutto il collegio sindacale, contro la KPMG, e avevo denunciato anche la Banca d'Italia. Su questo punto siamo stati sempre d'accordo. Sempre d'accordo. Ecco, purtroppo io ho fatto istanze PM che non sono state accolte. Vediamo cosa farà la Procura Generale. Anche se, ecco, questo è una cosa importante che l'ha precisato. Cosa portiamo a casa? Il quadro era di un certo tipo, adesso si è modificato. Perché? Sì, si è modificato perché intanto abbiamo visto che si è ristretto e non come si sperava fosse ampio lo spettro delle persone contro cui si sarebbe andati e si poteva andare, comprese le società. Quindi più persone significava più
possibili condannati e quindi più patrimonio da poter aggredire. Certo, cominciamo ad avere in consiglio di amministrazione alcuni industriali che di sicuro non hanno freddo. È chiaro il discorso. E la KPMG, nonostante il capitale, come lei dice, eccetera, ma KPMG ha tanti crediti, lavora, per cui non è quella che si dica il pignoramento negativo. Per cui, ecco, sto parlando del civile. Visto che il penale si è un po' bloccato, anche se spero che si possa aprire un altro procedimento penale. Fra l'altro viene avanti la possibilità delle bancarotte fraudolente a seguito dell'accertamento dello stato di insolvenza, quindi prescrizione più ampia, quindi delitti che possono essere allargati anche ad altre persone che hanno contribuito a far saltare la banca. Ecco, il penale io lo ritenevo più favorevole e l'ho scelto perché ritenevo potesse essere più veloce, forse non tenendo conto di tantissimi atti che dovevano essere fatti. Comunque una sentenza di condanna è sempre una sentenza di condanna. Ecco, ma adesso cosa concorda con me che stante la situazione attuale le questioni di parte civile non è che non ci si possa aspettare granché dal punto di vista economico? Veda, allora, quelli che mi conoscono bene sanno che io non mollo l'osso finché proprio non c'è niente da fare. Io ho chiesto a seguito dell'ottenimento del sequestro per 16 milioni e mezzo. Questo circa, per un cliente, diciamo? Per i miei clienti. Per i miei clienti. Non è stato fatto per uno in particolare? No, l'ho fatto per tutti, perché tutti hanno gli stessi diritti per me, al di là di vecchie azioni e nuove azioni. Ecco, sono andato, ho fatto a fare ispezioni in tutti gli Stati Uniti e non ho trovato niente alla luce del sole di Zonin. Ecco. Lei mi diceva che probabilmente è tutto coperto da trust, probabilmente. Sicuramente, perché sicuramente lui ha i beni, è coperto da trust. Individuali, lei mi insegna che non è facile. So che ha beni anche in Centro e Sud America e so che ha beni in Sudafrica e vedo di riuscire a ottenere qualcosa, perché dove vedo qualcosa io vado e prendo. Purtroppo, in un certo senso, questo non sarà esclusivamente a favore dei miei clienti, ma a favore di tutti, ma non mi interessa. L'importante è portare a casa. Certo che le speranze di ottenere qualcosa, non per colpa nostra, dal procedimento penale, sono diminuite, però se noi dovessimo avere una conferma che tutti i clienti sono stati, non posso dire truffati perché il PM non hanno accolto distanza, comunque hanno subito dei gravi danni per colpa e negligenza di chi ha amministrato la banca e quindi dalla banca, questo sarà un accertamento che... È tutto chiaro, quindi lei dice in un certo momento speravo che la platea degli attaccabili fosse maggiore e quindi era opportuno fare le costituzioni di parte civile. Oggi come oggi questa platea è ristretta, ma mi auguro che venga riallargata in seguito alla richiesta di avocazione del processo. Con altro procedimento penale. Nel frattempo tiene in piedi quello che ha attivato perché spera di poter... Perché io posso dimostrare in sede penale ciò che non dovrò dimostrare in sede civile.